allora, anticipavo prima questa ricerca dell'Università di Padova. Noi abbiamo incontrato il responsabile, Antonio Parbonetti, professor Antonio Parbonetti, prorettore e responsabile appunto del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Padova. Sì, gli abbiamo posto, appunto, prego. Perché bisogna anticipare questa intervista sul fenomeno della trasformazione dell'economia di un territorio a causa dell'infiltrazione di attività mafiose. Perché le attività mafiose non sono soltanto contrarie a quello che è il concetto di diritto, ma tendono ad assorbire e a far proprie le risorse del territorio e quindi lo impoveriscono. Questo naturalmente avviene in tempi abbastanza lunghi, per cui tra causa ed effetto non si capisce qual è il meccanismo, ma ci troviamo in aree impoverite o che non si sono sviluppate adeguatamente a causa di queste attività, che possono essere anche attività apparentemente normali. Io posso avere un'azienda che vende il prodotto a minor prezzo del mercato, ma addirittura ci rimette a venderlo a minor prezzo, ma perché gli serve a un meccanismo di riciclo del denaro, perché se riesco a far riemergere quel denaro, io riesco a guadagnare sulla riemersione del denaro e non sulla vendita del prodotto. Questo è uno dei casi, ma ce ne sono a decine. Come fare, per esempio, i prestiti, no? E poi naturalmente arrivare all'usura e arrivare a determinate situazioni che stravolgono la vita dei cittadini normali che sono caduti nell'inganno di poter avere un po' di soldi per rimettere a posto la casa piuttosto che comprare l'auto e si trovano nelle condizioni di non poterlo fare, e questo va a impoverire. Ma non abbiamo da parte delle forze dell'ordine, perché non sono in grado spesso di farlo perché sono prive di risorse, e da parte dell'amministrazione un'attenzione sufficiente in questi fenomeni. Ma credo che il professor Parbonetti dell'università si è reso conto di una cosa, che forse quell'economia che viene raccontata all'università non è proprio tutta l'economia del territorio. Quindi ci sono dei fattori aggiuntivi che normalmente nei libri di testo non vengono citati, ma invece nella realtà ci sono. È proprio questo anche gli abbiamo chiesto, l'intervista parte da qua, cioè perché l'università ha deciso di fare un'indagine di questo tipo. Ascoltiamolo. Perché come ricercatori ci siamo resi conto che quello che studiamo, quello che leggiamo sui libri, in qualche modo è diverso da quello che succede nella realtà, e questo è legato al fatto che magari ci sono degli studi ma che risalgono agli anni '80, e siccome il meccanismo di questa organizzazione criminale è di mimetizzarsi, così come la società è cambiata in questi ultimi 30 anni, anche queste organizzazioni criminali sono cambiate radicalmente. Allora ci rendevamo conto che quello che leggevamo, quello che studiavamo, quello che è già noto era diverso rispetto a quello che sentivamo dalla cronaca che ogni giorno avveniva, legata ai sequestri, legata alle varie operazioni, e quindi ci siamo messi a capire un po' di più quello che ci circonda. È una mafia che si è radicata in tutto il centro-nord Italia, che quindi si è data soprattutto agli affari, e che ha sfruttato la capacità di nascondersi e mimetizzarsi per diventare una grande holding diffusa in tutti i paesi sviluppati, non solo in Italia, e condurre, oltre che attività illecite, anche attività apparentemente lecite, e quindi darsi al mondo degli affari. Questo è il cambiamento significativo che si è visto in questi anni. La criminalità organizzata offre anche dei servizi che sono borderline, che non sono perfettamente leciti, a parte quello più classico che è di finanziamento delle aziende che non trovano spazio presso il sistema finanziario. Alcune indagini hanno fatto vedere per esempio che l''ndrangheta vende contante, per cui l'imprenditore, pagando una commissione del 2,50%, può dare 100, 2.000, 500 euro ad un'organizzazione criminale, all''ndrangheta, e questa gli dà 100.000 euro contanti dopo 2 giorni. E questo è un servizio che non mi sarei aspettato, così come un'altra indagine, Emilia per esempio, ha messo in evidenza come alcune aziende legate all'organizzazione criminale, 'ndrangheta, anche in questo caso fondamentalmente aiutavano le aziende sane, diciamo così, a ridurre il carico fiscale grazie a delle fatture false. Per cui, oltre a quello che abitualmente viene considerato un servizio che tipicamente le varie organizzazioni criminali offrono, ci sono anche questi servizi un po' meno conosciuti di riduzione di quello che è il carico fiscale e anche di vendita di quello che è il contante.
Ecco, beh, queste sono due delle... una parte di tutte le attività che naturalmente invadono il territorio. Certo, Granata. Ecco, il professore ha dato contezza che c'è questa nuova metodologia d'analisi del fenomeno mafioso. Prima io dicevo che è importante conoscere e analizzare il fenomeno in funzione di un'efficace prevenzione e contrasto. Allora, siccome adesso noi stiamo parlando di infiltrazione mafiosa nell'ambito del sistema economico-legale, ecco che c'è bisogno di questi studi, che è la nuova frontiera nella lotta alla mafia. Non a caso l'osservatorio del Consiglio regionale del Veneto, di cui io faccio parte, sta sottoscrivendo un protocollo d'intesa proprio con l'Università di Padova, rappresentata in questo caso proprio dal professor Parbonetti, proprio per indirizzare specifici studi su questi fenomeni, perché i casi che citava il professor Parbonetti sono riferibili al centro-nord. Noi cercheremo di concentrare questi studi sull'infiltrazione mafiosa nell'ambito economico qui nel Veneto. Soltanto c'è un problema, che qui non ci sono molte sentenze passate in giudicate che stanno a suffragare la presenza mafiosa in Veneto, per cui sarà un problema reperire i dati. In ogni caso cercheremo di andare per tentativi con degli studi anche di carattere approssimativo, almeno per avere contezza del fenomeno, perché la nuova frontiera, proprio in virtù del fatto che la mafia si è modificata, sarà il contrasto economico alla mafia, che dovrà essere poi affiancato ovviamente al contrasto militare e repressivo del crimine organizzato, ma la lotta avviene sul potere economico, ed è quello che diceva Antoci. Dobbiamo proprio sottrarre il potere economico, ed è quello che aveva già anticipato a suo tempo Falcone, quindi ben vengano questi tipi di studi. Ecco perché la Regione sta cercando di stipulare questo protocollo, sovvenzionando anche con delle precise borse di studio, anche perché poi questi studi potranno essere direttati dalle forze dell'ordine, che possono costituire un'indicazione di carattere pratica di come orientare le indagini. Infatti è quello che volevo chiedere appunto a Caffini, cioè l'importanza di questi dati, l'importanza anche del fatto che l'università anche si muove in maniera diversa, no? Anche nell'analisi del fenomeno. Sì, allora conosco molto bene il professor Parbonetti, perché sono circa 2 anni che come organizzazione sindacale della polizia diciamo, organizziamo dei convegni tematici sulla mafia, e il professor Parbonetti è uno dei primi relatori appunto a questi convegni. Io sono sempre dell'idea che per andare ad analizzare un determinato fenomeno bisogna come dire, far sedere al tavolo tutti quelli che del fenomeno in maniera attiva o passiva ne fanno parte. E quindi, oltre al professore che ha fatto questo studio importantissimo su alcune dinamiche aziendali, per cui poi diciamo, vengono fuori come dire, quei passaggi tecnici che vengono utilizzati o che sono stati riscontrati poi in fase di sentenze passate in giudicato, quei passaggi tecnici appunto con cui le imprese fanno riciclaggio piuttosto che costituiscono le famose scatole cinesi, le aziende quelle vuote, per cui poi possono far transitare questi denari. Come dicevo, oltre all'aspetto tecnico, secondo me è importante analizzare il fenomeno da più punti di vista. Per quello io insisto sempre nel dire che oltre a noi forze dell'ordine e ovviamente il professore con il suo studio, che potrà essere applicato ovviamente in fase preventiva, in fase di indagine, è importante che si sedano al tavolo e inizino a parlare di questi fenomeni le realtà produttive. E per realtà produttive parlo di Camera di Commercio, parlo di Confindustria, parlo della stessa università, parlo anche di Libera. Io organizzo questi convegni perché ritengo appunto che ognuno può e deve dare il proprio apporto per cercare di trovare le soluzioni migliori, tecniche e pratiche soprattutto, per il contrasto, ma anche per una legislazione diversa. Antoci prima
ci ha detto che grazie a come dire, il suo intervento l'autodichiarazione per importi di richieste di contributi sotto ai 150.000 euro non sono più possibili, però ci è voluto un tecnico, diciamo, che si è accorto dell'errore nella normativa che ha reso possibile tutto questo. Vi faccio un esempio banale, perché poi effettivamente ci possiamo rendere conto di quanto la burocrazia a volte è fatta male. Se voi provate ad andare in banca e versare una banconota da 500 euro, il cassiere della banca dovrà fare una dichiarazione e vi chiederà da dove provengono. Mentre per partecipare a un appalto inferiore ai 150.000 euro bastava un'autodichiarazione. Questa è la burocrazia che abbiamo. Certo. Francesco Trotta, allora, tornando alle indicazioni del professor Parbonetti, no? Qui abbiamo parlato di servizi che la criminalità organizzata, parliamo della mafia, l''ndrangheta fornisce alle imprese. Allora quanto può aver inciso, ad esempio, non lo so, la crisi economica, ad esempio, nella diffusione di queste cose? Innanzitutto mi viene da pensare che sembra essere tornati indietro nel tempo, perché come diceva prima il dottor Granata, Falcone queste cose le aveva già capite e Falcone seguiva il denaro. Non a caso in una delle sue prime inchieste, perché Falcone spesso lo si ricorda per il maxi processo, ma ci furono altre grandi inchieste condotte da Falcone, mi riferisco a quella contro Spatola, in cui si arrivò poi a Falcone stava arrivando a Michele Sindona, che qualcuno aveva considerato il banchiere di Dio, e mi riferisco ovviamente all'allora premier Giulio Andreotti. Era già una mafia finanziaria che aveva il suo centro, il suo cuore a Milano e non più in Sicilia. Per quanto riguarda invece la crisi economica, indubbiamente la crisi economica ha favorito sia la possibilità di, per qualche imprenditore, cadere vittima, per qualcuno fare affari con la mafia, sia la crisi economica ha messo in luce l'esistenza della mafia. Però spesso per tanti anni le istituzioni della Regione Veneto e anche le province e anche i comuni hanno negato, e qualcuno lo nega ancora, che ci sia stata la mafia. Quindi una sottovalutazione del problema. No, una negazione del problema. Una negazione vera e propria da parte delle istituzioni. Ricordo infatti che l'ex governatore della Regione Veneto, Giancarlo Galan, attaccò i giornalisti nel 2011 che avevano lanciato l'infiltrazione della mafia nelle grandi opere. Si attaccò il giornalismo e non invece si presero subito le contromisure. Certo. Pierluigi, vedo che hai aperto un libro. Sì, questo è il libro, quello che ho citato all'inizio, il libro che si intitola Cose di Cosa Nostra, che raccoglie le interviste che la giornalista francese Padovani fece a Falcone. È diventato un libro che per me è un po' il testamento di Giovanni Falcone, ed è un volume che dovrebbe essere fatto leggere alle scuole e all'università soprattutto. Perché l'università? Perché l'università sforna poi i professionisti che potenzialmente potrebbero essere i famosi colletti bianchi che colludono con la mafia e che perpetrano l'inserimento, l'infiltrazione mafiosa in ambito economico. Allora, noi prima abbiamo parlato della normativa antimafia, in particolar modo della normativa antiriciclaggio, che è la più avanzata a livello europeo, forse mondiale, che viene anche studiata, viene invidiata, però c'è un piccolo problema, che non funziona, e poi vi spiego perché. E guarda caso Falcone, e parlando anche della normativa antimafia, che è abbastanza farraginosa nella sua applicazione, perché lì prevedono anche la possibilità di fare dei ricorsi da parte dei soggetti o dei soggetti a cui sono stati confiscati i beni, e a volte li vincono i ricorsi amministrativi. Falcone dice questa cosa molto importante, che sono di grande attualità purtroppo. Le leggi non servono se non sono sorrette da una forte e precisa volontà politica, se non sono in grado di funzionare per carenza di strutture adeguate e soprattutto se le strutture non sono dotate di uomini professionalmente qualificati. Perché io dico che è di grande attualità? L'abbiamo visto prima.
La magistratura veneziana è stata bacchettata pesantemente dalla Commissione antimafia, perché ha sottovalutato il fenomeno, perché non ha proceduto mai a operare di iniziativa. Abbiamo una normativa antiriciclaggio, ripeto, che non funziona. Perché dico questo? Perché basta che noi andiamo a vedere i sequestri, le indagini effettuate e si ha contezza di grandi passaggi di quote azionarie, di compravendite di società. Possibile che alla base di questo non ci sia stata nessuna segnalazione antiriciclaggio? E poi, come dice appunto Grafini, dice se uno va in banca con 500 euro viene posto all'attenzione perché c'è la checklist, poi magari non vengono fatte le segnalazioni. Com'è possibile? E guardate che la normativa antiriciclaggio è molto stringente, in teoria non si può effettuare nessuna operazione economica senza che venga vagliata dalle istituzioni competenti, e qui noi abbiamo compravendite di quote azionarie da parte di nullatenenti. Abbiamo dei commercialisti che gestivano 30-40 società. Possibile che nei passaggi azionari il notaio preposto alla compravendita non abbia fatto la segnalazione? Allora c'è qualcosa che non va. Funziona, certo. Se no non si capirebbe come la mafia si sia infiltrata in ambito economico, come dimostra lo studio del professor Parbonetti. Questo è il grosso problema. Le dirò una cosa più ancora sconvolgente, che agli stessi comuni hanno in capo l'obbligo delle segnalazioni antiriciclaggio. Sa qual è il dato sconcertante? Che non sono a conoscenza di questo obbligo legislativo. Adesso si sta facendo dei corsi da parte del viso pubblico rivolti all'amministratore, ma loro sono sconosciuti e non si pongono neanche il problema. E questo significa che i comuni, che sarebbero le antenne sul territorio, non effettuano le segnalazioni antiriciclaggio. E guardi che c'è anche il disinteresse da parte delle stesse amministrazioni, perché non c'è nessun segnale di attenzione. Quindi non c'è una sufficiente sensibilità, dunque. E i comuni no? sono quelli che sono presenti sul territorio. Lei giustamente parlava di controllo del territorio. I comuni hanno a disposizione la polizia locale. La polizia locale va recuperata. Vanno attribuito delle funzioni di salvaguardia. E qui chiudo, non a caso l'ultimo brillante e importante intervento della polizia locale è stato il famoso sequestro dei rifiuti contaminati fatti sulla Romea, e quello è stato fatto dalla polizia locale. Caffini, quali sono i segnali a cui bisogna stare attenti? Quindi c'è qualcosa che può, diciamo così, accendere la lampadina? Allora, i segnali sono tanti. Diciamo che abbiamo evidenziato anche poco fa un insieme di problematiche. Queste problematiche sono date da un insieme di concause. Ad esempio, parlavamo della magistratura poco incisiva. A volte il problema non è che la magistratura è poco incisiva. Magari il giudice ordinario si trova davanti un reato di riciclaggio, ma diciamo per, chiamiamolo come dire, difetto o mancanza di visione d'insieme, non riesce a vedere, anche magari perché l'indagine non è stata approfondita ed ampliata, non riesce ad avere il quadro d'insieme per far sì che quel reato lì sia indice, spia di una cosa più grande, che può essere l'associazionismo. Tra l'altro questo l'abbiamo visto con Mafia Capitale. Con Mafia Capitale il reato di associazione mafiosa non è stato dato. Quindi abbiamo degli esempi ben più importanti. Lì c'è il paradosso, consentimi, che a Mafia Capitale non è stato riconosciuto, a Ostia sì, che è il quartiere di Roma. È vero. Questo è il paradosso. Questi sono tutti problemi che si vanno a sommare poi agli altri che abbiamo visto sulle segnalazioni, sulla burocrazia, sulla mancanza appunto di risorse per le indagini, e fanno sì che questi problemi poi vengano sul piatto. Certo. Consentimi di aggiungere anche un'altra cosa, c'è il discorso anche non soltanto dell'analisi per la prevenzione dal punto di vista economico, ma anche a livello sociale e culturale, perché qui abbiamo il comportamento mafioso perpetrato anche da chi mafioso non è, ma poi commette gli stessi reati uguali
proprio uguali, come l'usura, l'estorsione, che non li fanno i mafiosi, ma li fanno lo stesso. Quindi cosa stiamo parlando? Perché giustamente si deve insistere sulla repressione, ma c'è anche un problema di prevenzione che manca, e qua la Regione Veneto deve assolutamente far di più. Quindi prevenzione, e dopo come altro si combatte il fenomeno, Trotti? Guardi, la cosa più interessante l'ha detta un imprenditore durante un'inchiesta condotta da Fanpage, che ha fatto molto scalpore. Questo imprenditore che ha detto che faceva affari con gli immigrati a Eraclea, se non ricordo male, ha detto: noi non abbiamo paura della magistratura, non abbiamo paura delle forze dell'ordine, ma abbiamo paura dei cittadini indignati. Noi forse abbiamo dimenticato quanto è importante essere indignati, e questo è il senso che bisogna trasmettere non soltanto alle nuove generazioni, ma anche alle generazioni più in là con l'età, nel senso che anche il popolo italiano è un popolo non certo giovane. Quindi cosa fare? Io ricordo che quando ho presentato il mio libro con un membro della Commissione parlamentare antimafia, la senatrice Lucrezia Ricchiuti, lei è stata sindaco di Desio. Quando era sindaco di Desio, in Brianza, dove c'è l''ndrangheta che gestiva il traffico di rifiuti tossici, lei aveva detto agli anziani di Desio, che si dice sempre agli anziani stanno sempre fermi a vedere i cantieri. Bene, quando voi vedete i cantieri, segnatevi tutti i camion sospetti che passano di qua. E così gli anziani di Desio hanno fatto e sono andati dal comune. Questa è la responsabilità di una cittadinanza attiva e responsabile. Certo, grazie. Sì, perché è partecipazione e democrazia. C'è un altro fatto che si fa fatica a definire mafia, perché la mafia cambia, e cambiando la mafia, la vecchia definizione di mafia che andava bene per Totò Riina oggi non è più attuale. Non c'è un mafioso così cretino di fare quelle cose che faceva Totò Riina, ma Totò Riina, o chi per lui, a quell'epoca il livello culturale medio era bassissimo. Che altro poteva fare se non sparare e intimare con violenza quello che pretendeva? Oggi la mafia non ha più questa necessità, si colloca in un piano superiore dove il contrasto a questo livello è assolutamente inutile, anzi è negativo. Quindi quello che è importante è capire cosa vuol dire mafia oggi, perché se no il giudice di fronte a una definizione mafia, che è un'organizzazione, eccetera, non troverà mai più un mafioso di quel tipo, e quindi bisogna andare in cerca di come si è trasformata, mimetizzata la mafia oggi. Ecco, quello che credo che sia importante sottolineare è che la cultura è il baluardo oltre alla giustizia, oltre alla legge, perché la legge si può aggirare. La cultura è l'etica, la morale. Uno deve rispondere a se stesso di quello che fa e non può scappare se ha una cultura di un certo tipo, mentre può evadere se dice la legge dice così, io ci giro attorno e me la cavo lo stesso. Quindi quello che conta è la scuola, quello che conta è i mezzi di comunicazione che devono creare questa sete di cultura e di etica. Certo, ci fermiamo qua, il tempo è scappato via. Grazie a Cristiano Caffini per essere stato con noi, grazie a Francesco Trotta e grazie a Pierluigi Granata. Allora adesso noi andiamo in pubblicità, ritorniamo subito e ritorniamo con una nuova rubrica, il memento, cose da ricordare, subito dopo la pubblicità. Spieghiamo un attimo cos'è il memento. Il memento è, noi percorriamo durante tutto l'anno problemi tipo questo, prossimamente adesso parleremo anche nuovamente del Mose, quindi ricaviamo un piccolo spazio per ricordare settimanalmente che certi problemi non sono stati risolti, perché se no fare una bella trasmissione e poi il nulla subito dopo
crea l'evento e crea quella ricorrenza che è sostanzialmente inutile. Bisogna Invece, mantenere fresche certe cose che la gente dimentica subito. Esatto. non è colpa della gente, è colpa nostra come Per giornalisti. quello che fate non bene a siamo- ricordare tutte un le piccolo cose. spazio, ma per aggiornare anche Quindi su quelle a che sono le breve novità. avremo a disposizione l'ingegner Di Tella che ci racconterà le ultime novità sul Mose. A tra Io lo poco. chiamerei anche l'ingegner Baita, eccezionale, l'ideatore del Mose e di più. Ma pare che non Veramente anche funzioni tanto l'ideatore. bene. Cosa? No, non funziona tanto bene Chi? il Mose. Il sistema Adesso ne parliamo, un attimo solo, andiamo in pubblicità, torniamo Siete voi che subito. parliamo del Mose?